Video 5. Accoglienza del richiedente asilo. Come richiedente asilo hai diritto all'accoglienza. Accoglienza significa la possibilità di vivere in un luogo sicuro, chiamare la tua famiglia, parlare con un avvocato o con persone che lavorano per proteggere i diritti dei rifugiati. In Italia, accoglienza significa vivere nel CARA o nello SPRAR. CARA è il centro di accoglienza per richiedenti asilo. SPRAR è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ci sono SPRAR per minori, SPRAR per adulti e SPRAR per adulti con le loro famiglie. La polizia può decidere in qualunque momento che devi cambiare CARA. Prima del trasferimento, la polizia deve darti un foglio per spiegarti il motivo del tuo trasferimento. Sei libero di uscire dal CARA durante il giorno, ma hai l'obbligo di rispettare gli orari. La notte devi comunque tornare. Per motivi importanti puoi chiedere alla prefettura di non tornare per 1 o più giorni. La prefettura può darti un permesso temporaneo, dirti che non puoi allontanarti. In questo caso deve darti un foglio in cui ti spiega perché non puoi allontanarti. Il foglio deve essere tradotto in una lingua che capisci o, se non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Se vai via senza permesso temporaneo, la questura e la prefettura lo comunicano alla commissione territoriale e la commissione decide sulla tua domanda di asilo senza ascoltarti. La prefettura può decidere che non hai più diritto all'accoglienza nel centro SPRAR. Può deciderlo se vai via dal centro e non lo comunichi alla prefettura, se non ti presenti all'audizione in commissione territoriale, se presenti una domanda di asilo senza aggiungere nuove informazioni sulla tua situazione personale o sul tuo paese di origine, se la prefettura è certa che hai i soldi a sufficienza per vivere, se non rispetti le regole del centro, provochi danni ai mobili, ai comportamenti violenti. Se vai via dal centro e non lo comunichi alla prefettura, è possibile tornare nel centro se il motivo del tuo allontanamento è dovuto a gravi fatti personali o se non eri nelle condizioni di poter tornare. Se la prefettura è certa che hai soldi a sufficienza per vivere, la prefettura decide che sei obbligato a restituire tutti i soldi che hai ricevuto per la tua accoglienza. Hai diritto di fare ricorso contro la decisione della prefettura e per farlo hai bisogno di un avvocato. Ricevi il permesso di soggiorno per richiesta di asilo appena è pronto. Con il permesso per richiesta di asilo sei libero di scegliere se rimanere nel CARA, nello SPRAR o se andare a vivere da un'altra parte
fino alla decisione della Commissione. Per avere più informazioni, ascolta la registrazione 5, permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Nel CIE devi essere informato dei tuoi diritti e dei tuoi doveri nella lingua che scegli, o, se non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Hai diritto a telefonate, a ricevere e mandare lettere, ad avere spazi all'aria aperta, a dormire in spazi riservati a uomini o a donne e, se possibile, a rimanere insieme alla tua famiglia. Hai diritto a vedere i tuoi familiari, a parlare con il tuo avvocato, con persone che possono proteggere i tuoi diritti e con religiosi. Le visite possono essere limitate per decisione del centro, ma non possono essere vietate. Se stai molto male e il centro è un luogo non adatto alla tua malattia, hai diritto a non stare nel CIE. Hai diritto ad uscire dal CIE accompagnato dalla polizia nel caso in cui devi parlare con il giudice, andare alla tua ambasciata, in ospedale o nel caso in cui un tuo familiare è in pericolo di vita. Se sei trattenuto nel CIE, puoi chiedere in qualunque momento di essere rimpatriato nel tuo paese. Questo significa che rinunci alla tua domanda di protezione internazionale in Italia. In questo caso, la polizia ti dà un foglio in cui leggi la parola espulsione e ti accompagna alla frontiera. Accoglienza significa anche diritto ad avere un medico. La legge italiana tutela la tua salute, in particolare se sei anziano, minore, disabile, incinta, da solo con tuo figlio, sei stato torturato o violentato. Per avere più informazioni sull'accesso all'assistenza sanitaria, ascolta la registrazione 6, Assistenza sanitaria.